Io sono veramente convinto del fatto che oggi se c'è una microevasione, ma noi non siamo un popolo di evasori, lo si fa spesso per sopravvivere. Non assolve chi evade, ma capisce la situazione di estrema difficoltà il presidente della giunta regionale Luca Zaia, chiamato a commentare i controlli dell'Agenzia delle Entrate nelle località balneari del Veneto. Una microevasione di sopravvivenza necessaria per non sacrificare posti di lavoro e le stesse aziende. Una constatazione dei fatti più che una presa di posizione, quella di Zaia, che individua nell'introduzione dell'aliquota unica la ricetta per contrastare più efficacemente l'evasione e al contempo per dare respiro alle attività schiacciate dalla crisi da una parte e da una pressione fiscale eccessiva dall'altra. Io non sono per l'illegalità, si devono pagare le tasse, le debbono pagare tutti, ma se lo Stato non interviene velocemente nella aliquota unica e inasprendo le pene per chi evade. Con le imprese ed il commercio veneti ridotti allo stremo, i controlli fiscali rappresentano per chi li subisce un problema in più. Per questo viene auspicato l'introduzione di un sistema simile a quello tedesco, dove chi controlla avverte per tempo chi riceverà la visita. Non la strada che l'Italia sembra imboccare, con l'introduzione, tra le altre cose, del redditometro che già si presenta come uno spauracchio. Infine Zaia reclama equità anche nei controlli, se ci devono essere, che siano uguali per tutti, da nord a sud. Vorremmo anche capire se questi controlli sono stati equi dal campione d'Italia a Canicattì. Questo è un quesito legittimo che un governatore deve fare.